Come un colpo di spugna, la pandemia annulla tutti i convegni, congressi ed eventi che erano in calendario per l'autunno e l'inverno veneziano. Anche questa è una mazzata per l'economia della città, in particolare negli spazi congressuali tra il Palazzo del Cinema e l'ex casino del Lido di Venezia gestiti da Vela. Con il periodo della pandemia qualcosa si è fatto, si è potuto fare con le dovute rispetto delle norme sanitarie. L'ultimo DPCM ovviamente ha totalmente sospeso le attività congressuali e convegnistiche, quindi alcune iniziative previste per l'autunno sono sicuramente sospese e adesso vedremo. A consolare, almeno parzialmente, ci sono i lavori nell'ex casino che daranno a Venezia uno dei centri congressuali più importanti d'Italia. Già i programmi erano un po' contingentati in alcuni periodi dell'anno, d'accordo anche con gli operatori congressuali e turistici, perché bisogna assolutamente, il Comune devo dire ha dato un'accelerazione importante, fondamentale in questi lavori che erano veramente necessari. Si spera di poter ripartire da primavera 2021, ma il futuro degli eventi presenta numerose incognite. Siamo assolutamente operativi dal punto di vista del lavoro di marketing e di promozione, continuiamo ad avere contatti con tutti i grossi convention bureau e con tutte le agenzie che promuovono i congressi più importanti in tutto il mondo, che ovviamente vedono in Venezia una location affascinante anche se ha i suoi problemi naturalmente.